È toccato a mio nipote, un vaso bellissimo. Qui è un bambino, non è un grande, e tanti altri che si sono lamentati che gli mancano i fiori o che i fiori sono spostati e che portano via i vasi. A noi è successo 4-5 volte. Vaso e coprivaso. Gli episodi sono in continuazione. Da Vittorio Veneto a Zero Branco, con l'approssimarsi della commemorazione dei defunti, torna l'odioso fenomeno dei furti nei cimiteri, razzie nelle auto in sosta, ma anche sulle tombe, dalle quali spariscono fiori e vasi. Ai noi nei periodi di crisi, e questa crisi economica ormai sta purtroppo proseguendo da troppi anni, avvengono dei fatti alquanto disdicevoli. A Vittorio Veneto vigili urbani e carabinieri da domani intensificheranno i controlli in vista del maggiore afflusso di gente nei camposanti. A Treviso, Contarina, che ha in gestione i servizi cimiteriali, ha disposto una sorveglianza aggiuntiva dal 29 ottobre al 2 di novembre. Al cimitero maggiore di San Lazzaro per tutto il giorno vigilantes privati presidiano l'ingresso e girano in bicicletta nei vialetti per controllare che ladri e truffatori non approfittino delle tante persone, soprattutto anziane, che in questi giorni si recano a far visita ai propri cari defunti. Scongiurato anche il rischio di non vedere garantito il decoro dei cimiteri trevigiani dopo la polemica del mese scorso tra Comune e Contarina. Interventi serrati di manutenzione del verde e bel tempo hanno fatto sì che il cimitero maggiore di Treviso si presenti nelle migliori condizioni. Oggi il Camposanto è una meraviglia, un giardino. E per testimoniare il legame d'affetto di Treviso con i propri defunti, il Comune, grazie alla collaborazione di 2 vivai cittadini, ha sistemato tante piantine fiorite sulle sepolture in stato di abbandono di 120 bambini. Con i loro fiori noi potremo indicare appunto questo legame di affetti che non si spezza anche con le persone che non ci sono più, soprattutto quando sono bambini.